Elezioni regionali. Puntualmente, come ogni tornata, c'è il capitolo esclusi, che per questo 2020 sarebbero le liste di Loris Palmerini, Ivano Spano e Simonetta Rubinato. E mentre per i primi due la contestazione sta nell'assoluta mancanza di firme, per l'ex parlamentare trevigiana le contestazioni riguardano le firme invece raccolte nella provincia di Verona e soprattutto la somiglianza del logo per il candidato presidente con quello di Luca Zaia. Va subito detto che tutti hanno già presentato ricorso e che stanno attendendo il responso della Corte d'Appello di Venezia e che tutti comunque sono pronti a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale. Del resto, afferma Simonetta Rubinato, per queste elezioni le regole pare non siano uguali per tutti. I gruppi politici e i partiti che sono in Consiglio regionale si sono riuniti comodamente il 18 di agosto e hanno deliberato che loro si sono esonerati dalla raccolta delle firme. Quindi paradossalmente chi ha raccolto le firme adesso è sotto giudizio dell'ufficio elettorale e non sa se sarà ammesso alla competizione, parlo della sottoscritta, e invece chi è già in Consiglio regionale semplicemente con un certificato presentato alla Commissione elettorale ha detto noi le firme non serve che le raccogliamo. Siamo veramente fuori da un regime serio di democrazia. Noi difenderemo fino all'ultimo le firme che abbiamo raccolto. Non mi interessa tanto essere ammessa come candidato presidente o come lista. Quello che mi interessa in questo momento è che è inaccettabile, difenderò fino alla morte, in senso figurato, la volontà di quei cittadini liberi che sono venuti a darci la loro firma. Quelle firme ci sono, quella volontà dei liberi sottoscrittori va rispettata dalla burocrazia.